Un saluto da Dottor Palmas, dal centro commerciale. Oggi è domenica e sto in giro con la famiglia. Denti fissi, cosa conta veramente? Fate molta attenzione, perché quello che nessuno ti dice, che quando compri i denti fissi stai comprando i denti e non gli impianti. Il dentista mette le viti, gli impianti nell'osso, il chirurgo, il dentista fa le otturazioni, le devitalizzazioni, trappana i denti. Poi esiste un'altra figura che si chiama odontotecnico, che realizza i denti. Una cosa che forse ti è sfuggita è che quando tu devi fare tutti i denti su impianti dentali devi praticamente mettere i denti in bocca che non vengono fatti dal dentista, o meglio il dentista prende le impronte, fa le prove, ma di quello che gli arriva dal laboratorio odontotecnico. Significa che i denti li fa il laboratorio odontotecnico e il dentista non è un odontotecnico, ok? Collabora con l'odontotecnico, e se il dentista non ha un laboratorio odontotecnico di proprietà, da qualcuno li deve comprare sti denti. E secondo te ogni volta che si fa una prova si spendono soldi o si risparmiano soldi? Il punto è che si spendono soldi, quindi molte prove si fanno, diminuisce il margine. Ok, ti sto dicendo una cosa da insider, fa attenzione, questa scontenterà parecchi, alcuni dentisti non vorrebbero mai dirtele queste cose, però la verità è questa: chi lavora le sa queste cose, che più prove si fanno in bocca, nella bocca del paziente, più il lavoro fa avanti e indietro dallo studio dentistico al laboratorio odontotecnico, e ogni volta che mandi lavoro vanno a spendere dei soldi e si vanno a spendere dei soldi. Quindi è importante, questa cosa è stra importante, perché c'è il rischio che se chi ti fa il lavoro in bocca non possiede, non ha la proprietà, il controllo delle strutture che producono i denti, c'è il rischio che i margini di chi lavora siano troppo bassi. Se già i prezzi sono bassi e i margini sono bassi, nessuno lavora gratis, capisci che le strade sono due. Ecco la Anna che si sta preparando. Sto facendo un altro video dove spiego perché è importante avere un laboratorio odontotecnico. È una cosa che non capisce nessuno questa, ed è la cosa più importante. Non è una cosa da poco, perché se tu il 90% di quello che metti in bocca sono denti artificiali, se tu non produci i denti artificiali che metti nella bocca sopra gli impianti, stai riducendo i margini, perché li devi comprare da altri e li devi poi mettere in bocca e rivendere a margine zero. Ok? Ti sto dando, chi ha orecchie per intendere intenda. Fate attenzione, perché quando dovete fare lavori grandi, quindi ricostruire completamente la bocca con dei lavori che sono molto complessi, sofisticati, quindi barre in titanio, denti in zirconio, gengive in composito, denti in composito, c'è il rischio che andiate a mettere in bocca delle strutture molto semplificate, perché per fare margine nell'Est Europa, non parlo dell'Italia, qualche dentista che non ha il laboratorio che produce i denti voglia fare margine proprio andando a risparmiare sui denti. Il chirurgo mette le viti nell'osso, gli impianti, il protesista prende l'impronta sugli impianti e le manda al laboratorio, che se non è il suo deve pagare, capisci? Perché è importante che ti affidi a delle strutture che siano proprietari della divisione di produzione dei denti. Quello che ci distingue a noi rispetto a tantissime strutture, il 99% delle strutture in Europa, è che noi siamo prima di tutto produttori di denti. Noi produciamo. Chi è stato da noi ha visto la divisione ricerca e sviluppo, è stato dentro ai dipartimenti dove si producono i denti. Poi abbiamo anche i chirurghi maxillofacciali che fanno l'intervento, sul quale posizionano sul paziente gli impianti, sul quale andiamo a posizionare i denti che noi produciamo. Quindi se doveste chiedere perché Dottor Palmas rispetto a tutti gli altri, perché Dottor Palmas fa i denti, Dottor Palmas produce i denti, Dottor Palmas ha 4 divisioni di ricerca e sviluppo che fanno i denti dalla mattina alla sera, addirittura li spediamo in Germania, in Francia, li vendiamo anche a altri dentisti della Moldavia, vendo i denti anche ai dentisti, migliori dentisti della Romania.
Siamo produttori, io produco i denti, abbiamo anche nell'equipe i chirurghi, i protesisti che prendono le impronte, ma noi abbiamo più di 1800 metri quadri, sommando tutti i dipartimenti di produzione, dove vengono prodotti i denti. Cerca divisione bocca bionica su YouTube e vedi gli interni della divisione ricerca e sviluppo dove vengono prodotti i denti. E il tuo dentista sotto casa ce l'ha questi spazi dove va a fare i denti? Questa è la domanda che dovresti farti quando vai a comprare dei denti fissi su impianti. La prima cosa da chiedere è: dove sto andando? Producono i denti o mi rivenderanno un prodotto protesico acquistato da qualche laboratorio di cui non hanno il controllo? Ragiona, perché è importante ragionare, perché meglio ragioni, eviti di buttare i soldi. Ciao!